Buon- Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, è quella che deve venire. Perché questo titolo? Prima di tutto, prima di iniziare questo racconto del vostro Marietto Veneziano, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, dove siete tutti invitati se non siete ancora iscritti, e al nostro canale di Telegram, dove ogni lunedì sera abbiamo degli incontri studi di esoterismo alle ore 20:30. Bene cari amici, iniziamo questo racconto. Allora, qui sto parlando del Marietto che lo troviamo nel 1993, quando insegnava informatica, e a un certo punto, dopo un'imboscata, cioè praticamente sono entrato in una classe e mi hanno fatto un'imboscata. Era un gruppo di birichini e hanno fatto delle birichinate, ma diciamo che il vostro Marietto è riuscito a uscire ancora con le sue gambe, sano e in piedi. Questo gruppo però aveva un veggente dalla loro parte, uno di quelli tosti, si gira voce in giro che fosse uno dei 18 più forti, almeno del nord Italia. E quindi cosa è successo? È successo che questo qui in ogni caso sapeva già il risultato di questa biricchinata e sapeva che sarei rimasto in piedi. Io chiaramente ero leggermente terrorizzato, se non diciamo quasi da infarto, per le cose che erano successe in questa classe, però insomma ero riuscito a uscire con le mie gambe. E incontro questo signore che, diciamo, nome fantasia del nome Alberto, che allora avrà avuto già 50 anni, e qui stiamo parlando del 1993 circa, e mi dice: sai, tu riuscirai a superare questi birichini quando in futuro incontrerai un'astrologa. Al che il vostro Marietto ha detto: beh, la devo trovare prima possibile. Ma questo veggente, io in quel momento lì non ci credevo che fosse un veggente, ma pensavo che fosse uno dell'altra squadra, no? Mi disse: ti promette l'Alberto che tu lo incontrerai fra 20 anni, 25 anni più o meno. Al che il vostro Marietto dice: ma come faccio a sopravvivere, a superare questi birichini qui che mi sono sempre addosso? E il Marietto e l'Alberto gli disse: no, guarda che sei tu più forte di loro, sono loro che hanno paura di te, per questo ti attaccano e ti fanno queste biricchinate. Boh, comunque io vi dico, da quell'agguato ho riuscito a uscire con le gambe, in piedi. Il vostro Marietto insomma è caduto in piedi, diciamo. Morale della favola: ero terrorizzatissimo e cercavo questa benedetta astrologa, e infatti visto che ho avuto tantissimi studenti, il vostro Marietto continuava a chiedere ai suoi studenti, o almeno a quelle un po' più alternative, un po' più o sveglie, se era quella che doveva venire, perché il vostro Marietto insomma aveva paura di affrontare questi birichini sempre da solo. Al che continuava a chiedere e tutti subito dicevano di no, questi soggetti, questi studenti, studentesse, perché l'Alberto mi aveva detto che sarebbe stata un'astrologa. Quando me lo disse, in quel momento lì, il vostro Marietto era proprio cristiano evangelico al massimo, pensavo: ma un'astrologa sicuramente sarà una cosa un po' particolare, perché io non credo nell'astrologia, sono cristiano evangelico. E così, adagio il vostro Marietto ha cominciato a cercare questa benedetta astrologa nei suoi studenti, ma ogni volta che chiedeva se era quella che doveva venire, non era lei. In altre parole, cosa è successo? È successo che l'Alberto gli fece anche una previsione al vostro Marietto e gli disse che sarei stato quello che avrei divulgato la radiestesia a tutto spiano in Italia. Io in quel momento lì avevo avuto sì dei contatti da piccolino con la radiestesia, e quindi sapevo un po' di pendolino, però mi ero dimenticato, l'avevo messo nel dimenticatoio, e stiamo sempre nel 93. E mi disse l'Alberto: e sarai uno di quelli che divulgerai maggiormente la radionica, la radiestesia e la rabdomanzia, perché l'Alberto era vecchio stile, la chiamava ancora rabdomanzia, in tutta Italia. Al che mi disse anche che sarei stato fortissimo in quella materia lì.
solo che da quel momento lì che avrei divulgato radiostesia e radionica, quei miei birichini che continuavano a farmi le biracchionate mi avrebbero lasciato stare. Allora il vostro marietto ha pensato subito, inizio subito a questa materia, però quando il vostro marietto ha sentito che si parlava di radionica, ha pensato che, visto che ero un insegnante di informatica, avrei lavorato in un ospedale come il programmatore di macchine per fare radiografie. Invece l'Alberto intendeva proprio quello col pendolino e circuiti radionici, e io infatti non riuscivo a capire cos'era questa benedetta radionica. Passa il tempo e il vostro marietto ha incominciato a capire che cos'era questa materia della radionica radiostesia, e però cercava sempre questa benedetta astrologa, che il vostro marietto, detto fra di noi, a un certo punto pensava che fosse qualcosa di bau bau, no? E a un certo punto cosa successe? Successe che nel cammin facendo questi birichini adagio incominciarono a cadere, il vostro marietto ha incominciato a fare nel lontano 2014 i primi PDF, anzi forse anche 2013 ho fatto i primi PDF, adesso sono arrivati alla bellezza di scaricati circa più o meno 129.000, di cui ogni PDF ha dentro 10 circuiti di media, e del cammin facendo ho trovato la super astrologa, solo che è un'astrologa super perché è astrologa di astrologia antica, è una brevissima radiostesista ed è anche una super sibillologa e taroccatrice, che è la nostra Hildegarda nazionale, che ormai tutta l'Italia conosce. E quindi non posso dire altro che l'Alberto aveva visto giusto. Quindi l'Hildegarda mi sta dando una mano a divulgare questi circuiti radionici e radiostesici, sempre in modo gratuito, l'ho sempre fatto, lo sta facendo già da ben più di 3 anni, e quindi aveva ragione l'Alberto quando quel giorno mi disse: ti prometto che incontrerai questa astrologa e ti darà una mano nel tuo cammino della vita. Grazie cari amici per aver ascoltato il vostro marietto fino adesso. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda del vostro marietto veneziano. Grazie e alla prossima, ciao.